Miriam Totis, responsabile dei servizi sociali per la Carnia, grande evento quest'oggi per parlare di inclusione sociale e non solo, con quali obiettivi? Noi vorremmo far parlare il più possibile sul tema della giustizia e sulle possibili legami che ci sono tra la comunità, la giustizia, il mondo del sociale, le associazioni, proprio perché si devono garantire nel momento in cui le persone possono usufruire anche di altre misure alternative di determinati percorsi di inclusione sociale. Anche all'interno del carcere noi abbiamo realizzato diverse attività, vuoi col CSS Teatro Innovazione Friuli Venezia Giulia, vuoi con le cooperative Arte Libro e COSM, attività anche all'interno del carcere, proprio per dare una maggiore dignità alle persone che sono recluse. E si può dire insomma che la Carnia è anticipatrice per molte cose in Italia. Direi che in questo senso abbiamo certamente anticipato una certa linea di pensiero sul tema delle appunto misure alternative messe alla prova e soprattutto di riscoperta dei legami che queste persone comunque hanno con la comunità.